Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbacee, aggiornamento. Nel corso della prima puntata, come di consueto, abbiamo fatto un ripasso dei principi della difesa integrata. Abbiamo visto come il primo grande principio della difesa integrata sia la prevenzione, una serie di misure, principalmente agronomiche, per ridurre il rischio che le avversità possano determinare un danno durante la stagione, il ciclo colturale delle diverse colture che ho in azienda, come poi sia necessario fare dei monitoraggi anche con l'ausilio di modelli previsionali per valutare il livello dei parassiti, delle malattie, confrontare questo livello con delle soglie e poi decidere se è necessario effettivamente fare qualcosa. E prima di fare qualcosa vedere se ci sono alternative ai prodotti chimici di sintesi e qualora ci siano e siano sostenibili anche economicamente si deve procedere alla scelta di queste alternative. Il trattamento chimico è l'ultima opzione e poi deve essere fatto qualora nel mio processo decisionale questa sia la scelta finale, devo scegliere il prodotto che ha meno impatto per l'uomo, per l'ambiente, eccetera, e usarlo secondo criteri che evitino l'instaurarsi di resistenze. Ora ci è rimasto un ultimo principio della difesa integrata che è presente alla fine dell'allegato 3 del nostro PAN, che è il recepimento della direttiva 128 del 2009. Questo ulteriore principio ci dice che è necessario, dopo aver fatto le scelte, verificare effettivamente queste scelte cosa hanno portato. Se abbiamo deciso di non trattare, andare a vedere, magari lasciare delle strisciate trattate per capire, o viceversa, abbiamo deciso di trattare, lasciamo qualche non trattato per vedere, oppure il modello previsionale aveva indicato la presenza di uno stadio dannoso in una finestra di 3-4 giorni a maggio, vedere se effettivamente è stato così e quindi verificare se i modelli previsionali, i diversi che abbiamo in uso adesso, forniscono effettivamente delle previsioni solide su cui basare poi le decisioni importanti della difesa integrata. Ecco, questo mestiere di controllare come è andata la scelta, cosa ha prodotto effettivamente quella scelta, noi da diversi anni lo facciamo questo mestiere nelle nostre aziende pilota e dimostrative dove a seconda delle decisioni prese lasciamo un controfattuale. Deciso di trattare, lasciamo di non trattare, deciso di non trattare, facciamo qualche striscia trattata in modo razionale e garantendo la confrontabilità, stesso ibrido, terreno sufficiente omogeneo, eccetera, eccetera. Ecco, dalla prossima puntata andremo a rendervi conto dei risultati derivanti dalle scelte fatte e anche daremo conto dei risultati di sperimentazioni fatte a supporto del bollettino per capire meglio cosa fare oppure per individuare quali sono le strategie o i prodotti più adatti per controllare un parassita. Seguite il bollettino Cultura Erbacee, oltre a un approfondimento dei principi che vi ho prima accennato, potrete trovare tutti i risultati puntata per puntata. Alla prossima!